dato che la forza per la presenza italiana nell'economia in un momento in cui le produzioni si stanno ultimamente spostando in altri paesi, stanno spostando a est, arrivano dalla Cina, quello che può dare un paese come l'Italia, l'Europa, può dare l'innovazione, la cultura, cioè dare un valore in più dai prodotti alla cultura in sé. Il problema è che è difficile farlo perché mancano gli strumenti per farlo, perché non ci sono i canali dove sviluppare le nuove idee. Per sviluppare nuove idee spesso ci si deve affidare alla buona volontà di qualcuno, perché le università non fanno la formazione sufficiente, necessaria, non hanno gli strumenti per farlo, non per cattiva volontà loro. Le nuove imprese hanno difficoltà a nascere perché non ci sono veri sostegni alle idee, non c'è aiuto alle idee. E poi c'è anche una situazione contrattuale dei giovani, che sono loro quelli che dovranno costruire il nostro futuro, cioè il futuro del nostro paese, ha una situazione contrattuale spesso molto complessa, cioè questi contratti atipici sono però oltre il 60% dei giovani hanno questi contratti atipici che danno insicurezza, incertezza, alla fine anche malavoglia di lavorare, poca soddisfazione e così via. E poi c'è tutto questo panorama degli stagi di cui la nostra esperta è Eleonora, che appunto qui dice, ho preso una sua frase in cui dice: il mercato è stato drogato negli ultimi 15 anni, la gratuità del lavoro giovanile essenzialmente attraverso l'attivazione di migliaia e migliaia di stage, che ora invece sarebbe più corretto formalizzare con contratti di lavoro. E ora è tempo di darci un taglio. Io comincerei proprio da questa cosa e dare onore, essendo anche una signora, farei parlare per prima. Eccoci qua. Acceso? Acceso. Buonasera, anzi buongiorno. Sì, è vero, è ora di darci un taglio perché, ma non solo per i singoli giovani, non solo per i problemi che ogni singolo ventenne o trentenne italiano oggi affronta, in grado maggiore o minore a seconda della posizione della sua famiglia d'origine. Il precariato è tipico ormai di non più solo una ma 2 o 3 generazioni. Precariato non è uguale a flessibilità, la flessibilità ha le sue regole che presuppongono l'esistenza di un sistema di ammortizzatori sociali tra un contratto e l'altro e presuppone degli stipendi dignitosi che possano diciamo compensare la consapevolezza da parte del giovane che il suo contratto è a termine, quindi compensare la sicurezza con uno stipendio maggiore e con la sicurezza che nel momento in cui il contratto finisce lo Stato ti aiuta a trovare un'altra collocazione. E quindi sicuramente quella frase che è alla fine di un articolo che parla della situazione degli stage e del tentativo recentissimo nella manovra di Ferragosto, un po' a sorpresa del governo, di mettere dei nuovi paletti sugli stage, ha poi innescato una riflessione su a che punto siamo con le opportunità di lavoro per i giovani. E io direi che quando Claudio Bertarelli mi ha parlato proprio a livello embrionale dell'idea di questo dialogo, a me subito è venuto in mente che cosa, che opportunità ci sono oggi per i giovani italiani? Qual è il problema dell'Italia? Il problema dell'Italia è che se non tratta con rispetto i suoi giovani, quindi non offre delle condizioni occupazionali dignitose, è chiaro che crea una situazione che porta può portare a vari risvolti, però certamente quasi nessuno è buono, cioè i giovani si possono deprimere e quindi possono per esempio entrare nel grande gruppo dei NEET, di quelli che non studiano, non lavorano e non si formano, possono fuggire all'estero. Per questo Claudio diceva che questo idealmente è un dialogo che si ricollega al dialogo dell'altro ieri, i talents, perché la fuga all'estero di 50-60 mila under 40 ogni anno è sicuramente una spia forte dell'insoddisfazione dei giovani. Oppure si possono rassegnare e quindi possono adattarsi al sistema
maturando della frustrazione, maturando dell'insoddisfazione rispetto alla propria condizione. Però io mi dico, se noi vogliamo che l'Italia riparta, no? Italia Reloaded, che Made in Italy, ma io lo penso in senso più ampio, non certo solo come il prodotto, ma come le idee, tornino ad essere importanti a livello internazionale, allora dobbiamo anche rispettare quei giovani che quelle nuove idee ce le hanno. E allora è normale pagare 5 euro lordi all'ora, e lo chiedo anche al professore, i giovani docenti a contratto? È normale questo? È normale che la carriera di un giovane ricercatore in qualsiasi campo, dalla filosofia alla fisica, debba essere costellata da assegni di ricerca, borse di ricerca da 800.000 euro al mese, alcune addirittura solo 10 mesi su 12? È normale che prima di arrivare ad essere un professore universitario tu debba aspettare di compiere 40-45 anni? Allora io dico, questo a livello universitario, poi a livello imprenditoriale il sistema, questa liberalizzazione del mercato del lavoro che non è stata completata e quindi non è stata attuata in Italia una flessibilità, ma è stata purtroppo attuata una deregulation che ha portato alla precarietà. Lo vediamo adesso dopo 15 anni dal pacchetto 3 o dopo 8 anni dalla legge Biagi. Purtroppo nel settore privato la situazione è più o meno la stessa, cioè giovani sottopagati che devono fare un percorso molto troppo lungo per riuscire ad affermarsi professionalmente, se mai ce la faranno. Tutto questo ha chiaramente anche molti risvolti ancora più problematici relativi per esempio alle posizioni previdenziali, quello che l'anno scorso era stato il grande caso del presidente dell'Inps che aveva detto succederebbe un sommovimento sociale se i giovani precari di oggi sapessero a quanto ammontano le pensioni che prenderanno tra 30 anni. Quindi io penso che al centro del dibattito su come ripartire dall'Italia ci debba essere una riflessione, però non solo una riflessione ma anche un'azione forte sulle condizioni a cui i giovani oggi, i giovani che studiano e che poi cercano di entrare nel mercato del lavoro sono assoggettati, cioè creare delle opportunità non basta dire ti offro un'opportunità a qualsiasi condizione, bisogna creare delle opportunità dignitose e da qui si parte con meritocrazia, battaglia contro la gerontocrazia e condizioni dignitose dal punto di vista del reddito. Grazie. Continuiamo il giro. Io adesso vorrei dare la parola a Francesco Ricatelli, che è come si vede, è un giovane, è molto giovane, è un giovane che è riuscito, è riuscito a farsi la sua strada, è un caso, oramai io vivo a Bruxelles, ma da quello che vedo in Italia è un raro caso di giovane qualificato, nel senso che abbia una laurea, che a meno di 30 anni fa già un lavoro e fa giornalista. Però anche per lui non è stato facile, si è dovuto impegnare in questa cosa da molto prima di addirittura di iniziare l'università, cioè è stata la missione della sua vita matura, è stata quella di dire io voglio arrivare a fare giornalista. Quindi anche uno che nonostante che avesse idee chiare e la possibilità di studiare in buona università, comunque ci ha messo 10 anni per arrivare dove è arrivato, saltando un passaggio che è quello delle scuole di formazione per il giornalismo, abbiamo un giornalista, usiamo questo caso, ma ci sarà anche in altri settori, o delle inutili facoltà di scienza delle comunicazioni dove migliaia di giovani sono andati parcheggiati, laureati e poi rimessi fuori a cercare di imparare un altro mestiere, perché anche la programmazione della formazione in Italia spesso ha poco senso. Questo è stato un caso che noi giornalisti conosciamo molto bene. Infatti le iscrizioni alle facoltà di scienze delle comunicazioni sono passate sono calate del 90% negli ultimi anni, ormai sono quasi ignote. Prego Francesco, raccontaci te com'è andato. Pronto? Qualcuno che purtroppo si iscrive ancora a scienze delle comunicazioni inavvertitamente c'è, temo. Però io non avrei voluto parlare di me, però già che la domanda è questa, cercherò di raccontare brevemente e poi di congiungermi a quello che mi veniva in mente mentre sentivo Eleonora Voltolina. Io ho iniziato a 16-17 anni ad appassionarmi al giornalismo perché ho avuto una fortuna incredibile che è stata quella di
casualmente imbattermi nella pagina delle lettere del Corriere della Sera tenuta da Indro Montanelli, che era La Stanza, e quindi da lì poi è iniziata una curiosità e una passione nei confronti del giornalismo che mi ha portato a scegliere di voler fare il giornalista e soltanto il giornalista, e quindi poi da allora a oggi sono passati circa 10 anni e finalmente sono stato assunto al quotidiano La Stampa qualche mese fa, e passando da una immensità di collaborazioni, delusioni, porte sbattute in faccia, eccetera, a cui ho risposto fondamentalmente solo con la mia tenacia. E qui vengo al punto che mi veniva in mente. È vero che in Italia non funzionano tante cose, le università portano solo alcune volte a degli sbocchi professionali precisi, eccetera, eccetera. Però è anche vero che, senza volerne fare l'unico motivo, ecco, dei problemi, io noto che i miei coetanei, quindi le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni, a volte beccano un po' di pigrizia, e quindi secondo me solo nel momento in cui ce la si mette veramente tutta, come ad esempio io vedo ce la mettono, che ne so, studenti indiani che vengono, pochissimi devo dire, però che vengono alle nostre università e che si vede che hanno una fame, una voglia di riscatto incredibile, no? E che ci danno dei punti, anche a me danno tantissimi punti. Io ho questo compagno all'università indiano che studiava il doppio di me, dormiva la metà di me, aveva il triplo delle mie idee, ma veramente era una cosa incredibile, cioè, non sembrano neanche umani, tanto sono affamati, ecco. Allora io credo che i nostri nonni nel dopoguerra magari non erano così, però avevano un po' di quello spirito. Oggi quello spirito lì si è perso completamente. Allora secondo me la mia generazione deve fare un esame di coscienza e dire: mamma, no grazie, adesso me la cavo io, ci provo, all'università mi diranno di no, troverò un'altra università, sarà più lontana, quello mi dirà di no, troverò un altro che mi dirà di sì, poi vabbè, magari andrò all'estero, poi tornerò, insomma. Però questo problema c'è. E poi c'è anche un altro problema, perché non è vero neanche che la società sia aperta ai giovani, ecco. La società è chiusa ai giovani, la politica è chiusa ai giovani, il mondo degli adulti, a meno che non ti conoscono e si affezionano a te anche in maniera, come dire, semplice, positiva, senza nessuna raccomandazione, succede, perché noi siamo un paese molto umano, no? Però generalmente c'è una chiusura, va detto. E allora come si affronta questa chiusura? Allora probabilmente anche qui una mia idea per la mia generazione è: mettiamoci più in comune, finiamola di essere tanti individui, no, che cercano la propria realizzazione, e cerchiamo di fare un discorso tra virgolette politico, no? Non partitico ma politico. Allora lei mi sono segnato una cosa che lei ha detto, no? Quella del presidente dell'INPS: se i giovani sapessero cioè che prenderanno proprio di pensione, ci sarebbe un sommovimento sociale, no? Allora vi racconterò questo aneddoto. Io ho avuto sempre tra i miei, come dire, personaggi di riferimento culturale Ferruccio De Bortoli, che è il direttore del Corriere della Sera, che è una persona notoriamente moderata ed equilibrata. Bene, allora qualche anno fa sono andato a una conferenza a Milano dove c'era il direttore del Corriere della Sera che spiegava il Corriere della Sera, cioè una domenica mattina faceva una lettura di gruppo del Corriere della Sera. E a un certo momento io gli ho fatto una domanda, perché allora non avevo ancora un'assunzione in qualche giornale, quindi gli ho domandato: ma senta, lei, insomma si parlava anche di giovani, ma lei come la vede la situazione dei giovani in Italia? Cioè, insomma, si vedono sempre pochi sbocchi, no? La classica domanda che fa un giovane un po' disperato che non trova realizzazione alle sue aspirazioni. E allora lui, che era tranquillo fino a un secondo prima, si è quasi adirato e mi ha detto: questo è uno dei temi che mi fanno più disperare. Ha perso il controllo, diciamo, mi ha detto: questo è uno dei temi che mi fa più disperare. Questa è una cosa che se io fossi in Italia oggi un giovane, io moderatamente, senza connessione con i partiti così, organizzerei una manifestazione di piazza e farei la rivoluzione contro questa classe gerontocratica che governa il paese. Ora, che Ferruccio De Bortoli mi dicesse una cosa del genere mi stupì profondamente, perché dissi: allora non è una questione di essere moderati, di non essere moderati, eccetera. Questa mattina, sul Corriere della Sera sempre, ho letto un'intervista di Alessandro Profumo, quindi ex amministratore delegato della più grande banca italiana, che dice: la precarietà in Italia non è tollerabile così com'è. Allora,
Anche lì mi sembra, come dire, un'indicazione per alcuni forse ovvia, però non mi pare anche quella scontata, cioè evidentemente è vero che i giovani, come ho detto all'inizio, sono poco tenaci, però è anche vero che c'è una situazione ormai che non è più accettabile e quindi davanti a questa situazione probabilmente i giovani, io mi rifaccio a una regola giornalista che è quella del testimone sempre, protagonista mai, però osservo che se anche Ferruccio De Volperi ha perso le staffe, probabilmente tutti i giovani nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovranno porre questa grande questione nazionale che mi sembra ormai urgente. Prima abbiamo parlato di giovani lavoratori dipendenti. Cristiano Segafredo invece gestisce un progetto per i giovani che vogliono farsi imprenditori. Prima abbiamo brevemente parlato, poco prima di questo incontro, e quello che diceva Cristiano è che si lega un po' a quello che io ho contestato ieri al ministro Sacconi, non so se c'era qualcuno, che questo il mondo del lavoro, sia inteso come lavoro dipendente sia come lavoro autonomo, viene regolato occasionalmente di per sé, cioè si chiede, io quello che contestavo al ministro, dico, va bene, facciamo la flessibilità del lavoro, però il lavoro non può essere l'unica cosa flessibile in un ambiente rigido perché poi ci si scontra. Con Cristiano si diceva che si cammina in un campo minato dove tu inizi a fare delle cose e trovi continuamente ostacoli che non ti aspetti, quello nuovo che si affaccia al giovane che ha un'idea, che tenta quindi di realizzarla, di fare impresa, come si dice, cammina tranquillo e invece si trova una serie di ostacoli assolutamente imprevisti che non può gestire, quindi c'è un problema di contesto, di ambiente, dicevi. No, dicevo, penso che questa Italia Reloaded, che vuol dire in qualche modo ricostruire l'Italia, ricostruisco su un territorio che tecnicamente dovrebbe essere sminato. Allora si diceva anche usando la metafora di un amico, Flavio Albanese, cioè che il vero problema è quello di sminare il paese prima di ricostruirlo. Quello che succede ai giovani, per cui che magari una parte di quei giovani, seguendo anche Francesco, hanno gli occhi pensionati per cui si preoccupano della pensione, e per cui c'è la parte dei giovani che indipendentemente dal sistema precario nel quale viviamo non riescono a reagire a quella precarietà. Dalla parte c'è una parte dei giovani che ha voglia di fare, di costruire, eccetera, e si trova però molto spesso senza uso di mondo, per cui si trova a camminare in un territorio che non conosce, cercando di costruire o di fare, però continua, vedono questa apparente prateria verde, continua a camminare e molto spesso scoppiano, perché c'è una mina che li travolge. Quelle mine molto spesso sono le condizioni ambientali, culturali, la politica, ma è soprattutto l'ambiente generale al quale siamo avvolti, precari o non precari, crisi o non crisi. Io vengo da 3 giorni di una sorta di thinking tank che viene fatto a Dro ogni anno, che si chiama Vedrò, e si chiama Vedrò l'Italia al futuro. L'idea di Vedrò è un po' di raccogliere queste istanze e dire ma voi siete giovani, quelli che ce l'hanno un po' fatta, mettetevi assieme e provate a cambiare il paese. Gli altri anni non erano mai stato, quest'anno ho deciso di andare a questa sorta di Rotary Club dell'intelligenza, e quello che ti accorgi come la difficoltà è che tu dici, mio Dio, siamo persone generalmente giovani, tra i 30, apparentemente giovani, insomma in qualche modo mid-career, poi più che giovani, perché insomma quando cominci a 35-40 anni sei mid-career, non sei più giovane, a 30 anni appunto magari hai già 10 anni di esperienza, e ti trovi in un territorio che un ticchità che dovrebbe pensare di fare il reloading dell'Italia, ma che però rispetto ad altri paesi continua a pensare come se fossimo nel 1984. E questo non lo dico semplicemente nella modalità con cui vengono articolati i discorsi, ma come nella gestualità, nel modo con cui vengono costruiti le occasioni di incontro, nel modo con cui ci si scambia e si fa lobby, dalla modalità con cui ti dai il biglietto della visita al tipo di musica che proponi. Allora dicevo, mio Dio, se questa è la classe dirigente e ti organizzano il concerto di Edoardo Bennato e questa è la classe dirigente e il promotore che era Enrico Letta di questa roba qua
ha i nomadi come gruppo di riferimento, dico, c'è qualcosa che non funziona, dico, per dare due punti, ci sono degli snodi culturali che non funzionano, significa che noi siamo un paese, anche quando siamo giovani anagraficamente, tremendamente vecchio, straordinariamente vecchio, che continua a rifarsi a modalità di vita, a scenari di vita, a costruzioni culturali, economiche, sociali, che non riguardano la tua generazione, per cui c'è un continuo sfasamento tra la generazione alla quale appartieni, la tua contemporaneità e quella che in qualche modo costruisci e i simboli che vengono costruiti. Per cui c'è uno sfasamento, l'Italia io trovo, precari o non precari, giovani o meno, che ci sia un grande sfasamento rispetto alla propria contemporaneità. Questo te ne accorgi quando passi un giorno a Berlino o passi un giorno a Londra e guardi quei ragazzi, vedi come si muovono, cosa fanno, come rischiano, che tipo di passione c'è. Per cui siamo un paese marginale che continua a rimestare, che continua a tirar fuori un sacco di scuse in molti casi, o di alibi per non farcela. In molti casi quegli alibi ce li hanno, in molti casi ce li hanno anche i giovani. Io ho visto, dirigo il progetto Marzotto, per cui arrivo anche alla tua segnalazione, alla tua domanda, dirigo il progetto Marzotto, che è un progetto che nasce per creare nuove imprese in Italia. Perché abbiamo detto, una delle criticità reali è di creare nuova impresa, quindi non tanto segnalare, fare l'ennesimo talent show. Cioè, ieri facevo zapping, non so, su Rai 1 c'era il talent festival, qualcosa del genere, per cui erano 7 ragazzetti tra i 12 e i 16 anni che cantano o Battiato o la Bohème, e per cui il talento è quello lì, no? L'X Factor presunto italiano. E abbiamo detto, probabilmente c'è tanta, vediamo che c'è tanta anche vitalità in questo paese, vitalità insperata, abbiamo bisogno di raccordarci con quella vitalità, per cui abbiamo costruito un premio da €500.000, il primo premio 250.000, 100.000, eccetera, eccetera. Soldi, cioè. Il problema, quello che ho visto io, è che in realtà non è che manchino molto spesso opportunità per i giovani, è che quelle opportunità sono straordinariamente frammentate, non ci sono sistemi di comunicazione. Cioè, io che faccio una roba per i giovani ho come media partner il Sole 24 Ore, cioè io come direttore del progetto Marzotto come media partner il Sole 24 Ore. Allora dovrei pormi il problema di dire, se io devo fare una roba con i giovani, qual è il giovane in realtà di 21 anni, di 20, 19, 18, 25 che legge il Sole 24 Ore? Nessuno. Allora sto sbagliando un sistema di comunicazione. Allora, ci sono dei problemi, dei dispositivi che in molti casi vengono costruiti per gratificare, per essere agiografici, per cui per giustificare se stessi, le proprie committenze, le proprie circolazioni, eccetera, che tengono poco conto invece delle persone alle quali ci rivolgiamo. Abbiamo fatto un roadshow in Italia, abbiamo visto che in realtà negli incubatori italiani dell'università c'è una grande vitalità, nelle camere di commercio ci sono i giovani che hanno gran voglia di fare, però c'è una grande frammentazione, ci sono fin troppe operazioni in Italia, fin troppe anche operazioni di sostegno, sembra una bestialità quella che dico, ma se uno guarda il numero di premi per, non so, l'Agenzia per l'Innovazione mi diceva che avevano 150 milioni di euro da spendere nel Sud Italia per progetti di innovazione, sono arrivate 2 proposte, una di un portale verticale e un'altra roba legata a internet. Per cui in molti casi c'è un'opportunità che viene offerta al paese, l'incapacità di smistarla, di avere processi di comunicazione tali che ci sia un incontro tra la domanda e l'offerta, e però eccessiva straordinaria frammentazione. In Italia si investe solo l'1% di venture capital si investe l'1% di quanto si investe in Europa, perché c'è poca propensione all'investimento, c'è poca propensione a raccogliere nuove idee, a finanziarle, a proporle, e per cui c'è proprio un paese che nel suo insieme è strutturalmente vecchio e non guarda avanti. E questo è un problema, secondo me, dei sessantenni, come è un problema anche dei ventenni, perché non è un problema solo di chi anagraficamente è giovane. Grazie. Adesso siamo professor Sacco, del quale io ho letto un'affermazione di qualche tempo fa che mi ha colpito, nel senso che è una cosa trovo importante. Lei dice che la formazione è una priorità assoluta e che conta più delle strade, addirittura più degli ospedali, e che quindi abbiamo un'università da cambiare profondamente. Ora, il sistema universitario, se ne è parlato anche spesso in questi giorni, non serve allo scopo a cui dovrebbe servire, perché non fa ricerca, non forma,
Ma qual è a suo giudizio il nodo centrale del problema dell'università? Sono sbagliati i corsi triennali, perché c'erano anche troppe facoltà? Dov'è perché bisogna cominciare a cambiare, da qualche parte bisogna cominciare. Se per questo parliamo di un momento nel quale è appena partita una riforma universitaria, quindi in teoria il cambiamento dovrebbe essere in atto, non è probabilmente la riforma di cui abbiamo bisogno. Il problema è che in Italia si continua a parlare di decenni di riforme diverse da quelle da cui a quanto pare avevamo bisogno. Allora qui c'è un problema che sta un po' alla base di tutto questo e poi ovviamente arriviamo a parlare dell'università. Il problema secondo me ha a che fare con il fatto che, diciamolo come deve essere detta, il nostro paese è governato da dei dilettanti, della gente che non ha nessuna competenza per fare quello che fa. Io in questo momento sto lavorando con ministeri di vari paesi europei, compresi alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Il Ministero della Gioventù fa i programmi sul talento, si fa una specie di calderone in cui butta dentro i curriculum e le immagini di qualunque ragazzo si trovi a passare per un premio dilettantesco, professionistico che c'è in Italia, si fanno questi libroni e si mettono lì. Qualunque persona che voglia dare lavoro seriamente a un ragazzo che esce da quel profilo guarda quel pacco di roba senza forma e dice: ma che cos'è questa roba? Io ho bisogno di ben altri standard professionali. Il problema è che questo tipo di approssimazione la trovi a qualunque livello. Cioè, non esiste, l'Italia è uno dei pochissimi paesi europei che non ha nessuna strategia sulle industrie creative. Cioè un paese come il nostro, in un momento come questo, nel quale queste industrie sono il settore che cresce di più in assoluto a livello europeo, noi non abbiamo neanche, non dico una strategia, ma un ufficio che se ne occupi. Perché in Italia si sta ancora a parlare della valorizzazione del Colosseo, una cosa che forse poteva avere senso 40 anni fa. Si parla ancora della cultura come se fosse legata al turismo. Poi uno varca i confini dell'Europa e vede che ci sono paesi che stanno investendo miliardi di euro, dove c'è un'intera generazione di giovani che sta sviluppando dei percorsi professionali straordinari in questo campo, e da noi naturalmente non se ne sa nulla, perché anche a me, devo dire la verità, al 90% dei casi i giornalisti mi continuano a fare le solite domande: abbiamo sentito parlare dell'economia e della cultura, ci spiega che cos'è? Favoloso. Cioè noi in Italia non abbiamo neanche un'idea di che cosa sia. Allora questa è la premessa, ed è una premessa purtroppo tragica, perché il problema è che quando un paese è governato dai dilettanti poi i risultati si vedono. Allora io alla fine mi sono laureato alla fine degli anni 80. Alla fine degli anni 80 mi sono posto il problema: ma resto in Italia o me ne vado all'estero? E devo dire che a quel punto io ho deciso di rimanere in Italia e pensandoci oggi mi viene quasi da dire: ma ero matto? No, non ero matto. Perché quando io ho preso questa decisione all'inizio degli anni 90, l'Italia era un paese diversissimo, era un paese che delle opportunità che gli offriva, era un paese che sembrava poter diventare uno dei paesi di punta di quella rivoluzione post-industriale che in quegli anni si cominciava a manifestare, con tutti i difetti che poteva avere l'Italia dell'inizio degli anni 90. Era un paese dove con difficoltà, ma il talento in qualche modo trovava strada. Io, tanto per fare un'idea, nella mia generazione, non solo io, non sono l'unico, io e molti dei miei colleghi siamo diventati nella nostra disciplina, che è una disciplina che ha delle sue regole, ovviamente diversa magari da altre, ma nella nostra disciplina in economia, io e molti dei miei colleghi di università siamo diventati ordinari prima dei 40 anni. Oggi in Italia sarebbe impossibile, ma impossibile per un genio, perché proprio non ci sono le condizioni per poterlo fare. Il bello è che proprio in quegli anni noi abbiamo assistito alla parabola di un signore che ci diceva che avrebbe creato un nuovo miracolo italiano. Lo ha fatto, ma al contrario, nel senso che ha fatto diventare questo paese veramente e letteralmente il fanalino di coda dell'Occidente. Allora, partiamo da questo. Partiamo dal fatto che questa è una responsabilità di tutti noi, perché una classe dirigente espressa da un paese è comunque risultato di meccanismi di consenso, e questi meccanismi di consenso non avvengono nel vuoto, avvengono in un contesto sociale, quindi se un determinato tipo di potere si afferma è perché in un modo o nell'altro la società glielo permette, quindi non facciamo finta di essere vissuti in un altro paese in questi ultimi 20 anni, questo paese è diventato così per colpa di tutti noi, me compreso, tutti noi che evidentemente non siamo riusciti a fare quello che potevamo fare per dimostrare efficacemente che questo poteva esserci un altro paese. Devo dire la verità, non sono negativo nei confronti dei giovani che vedo. È vero, se li confrontiamo con un giovane in questo momento indiano o cinese, è impressionante il fatto che questi ragazzi sono abituati a dei livelli
di sforzo, di lavoro, di impegno quasi sovrumane, non c'è dubbio, cioè ragazzi che dormono 4-5 ore a notte per riuscire, poi magari fanno anche un lavoro part-time, poi magari se come dire, hanno anche la microazienda di famiglia qui, lavorano contemporaneamente, studiano, questo va detto, hanno una fame che noi non abbiamo. Questo è anche abbastanza comprensibile se pensiamo che, come dire, ci sono dei cicli storici da questo punto di vista e non a caso, ed è anche giusto così, il mondo deve essere anche dei paesi che hanno fame, in tutti i sensi. Però devo dire anche un'altra cosa. Io per esempio sono appena arrivato, il mio primo anno, allo IULM a Milano e mi sono trovato di fronte in una facoltà nuova che si chiama Arte, Mercati e Patrimoni della Cultura, quindi tutta centrata su questo tipo di temi. Mi sono trovato di fronte una generazione di studenti giovanissima. Sono rimasto allibito dall'entusiasmo, ma non dell'entusiasmo velleitario, dall'entusiasmo reale che poi si traduce nelle scelte che questi ragazzi hanno espresso quando hanno avuto determinati tipi di segnali, cioè quando gli sono state date certe informazioni, quando li si è motivati a lavorare in un certo modo, la risposta è stata pazzesca. Ora, io non credo di essere un insegnante, come dire, particolarmente, cioè sicuramente non cattivo, perché un insegnante, per esempio, quando esamina i suoi studenti, lo deve fare sapendo che è lui che sta facendo un servizio allo studente, quindi quale che sia il voto che gli mette, sta facendo un servizio per aiutare lo studente a capire quello che ha fatto o non ha fatto. Detto tutto questo, però, io quest'anno mi trovo nella situazione imbarazzante di dare praticamente 30 a tutti i miei studenti. Perché il livello di entusiasmo, la capacità, il lavoro che c'è alla base, la partecipazione che mostrano è impressionante. Questo significa che questi ragazzi, come dire, prima di venire a contatto con un determinato tipo di mondo reale, i numeri ce li hanno, sono intelligenti, sono bravi. Io peraltro ho la fortuna di poterli confrontare con studenti che vengono da altri paesi. E vi assicuro che i ragazzi che vedo uscire dai miei corsi in questi ultimi 2 anni non hanno veramente nulla da invidiare agli studenti più bravi di altri paesi. Dov'è la differenza? La differenza è che, trovandoci a che fare con quella classe politica e dirigente di dilettanti con cui queste persone si devono confrontare, è proprio lì che nasce, come dire, il livello urticante. Cioè noi siamo diventati un paese dove la competenza, dove la professionalità fa paura. Ma fa paura perché chi mantiene posizioni di privilegio non vuole venire a contatto con questo tipo di mondi, perché questo tipo di mondi manifestano la loro incompetenza. E noi come se fossimo un paese governato dal ragazzo tonto dell'ultimo banco, ma non solo tonto, anche svogliato. Per una serie di motivi questa persona è diventato il tipo ideale di chi ci governa. E se pensate anche a quali sono le successioni generazionali che qualche partito propone come classe dirigente del futuro, tipo gente che fa la maturità 4 volte, non faccio, come dire, nomi e cognomi, tanto tutti sappiamo di chi stiamo parlando, questo vuol dire che se si può fare questo senza arrossire in un paese del genere, questo vuol dire che la politica dell'ultimo banco, diciamo così, è diventata il criterio di selezione di questa classe dirigente. Allora, è chiaro che questi ragazzi possono essere bravi quando vogliono, possiamo coordinarci quanto vogliamo, ma se poi ci troviamo questo tipo di interlocutori che mandano in malora qualunque tipo di progettualità uno tenta di fare, ovviamente è ben difficile uscire così da questo tipo di sistema. E allora, l'unico problema che io vedo è questo. In Italia c'è tanta gente che questo l'ha capito. Cioè, a me capita tanto di girare, capita tanto di parlare con le persone. Io vedo tante persone appassionate, con grande coscienza civile, oneste. Qual è il problema? È un problema di azione collettiva. Il problema è che queste persone si sentono, come dire, isolate, sentono di far parte di un contesto sociale nel quale magari non si riconoscono, ma che non sanno come scavalcare. Bene, quello che è successo negli ultimi mesi dimostra che in realtà oggi i meccanismi di azione collettiva sono molto meno difficili da innescare di quanto accadesse un tempo. Noi abbiamo la responsabilità di farlo, se sono riuscito a farlo dei paesi autoritari, dei paesi dove addirittura spesso la comunicazione tra le persone e la libertà di espressione erano negate. È possibile che non ci riusciamo noi, che abbiamo tutte le condizioni? Questa è una responsabilità che sarà scritta alla nostra generazione. Se noi non riusciremo a innescare questo processo di azione collettiva, se non riusciremo veramente a far sì che quella parte d'Italia che pensa ancora di essere un paese con un futuro, un paese sano, che non ha conti all'estero e amici su cui contare nel momento in cui si andasse veramente a scatafascio, come ce l'ha la maggior parte degli incompetenti che fanno parte della nostra classe dirigente, se davvero pensiamo che questo paese possa avere un futuro, noi dobbiamo riuscire a innescare gli stessi meccanismi di azione collettiva. Dobbiamo dire chiaro e forte a questa gente: vergognatevi, andatevene e lasciate finalmente che questo paese possa avere un futuro.
Se non siamo in grado di fare questo, a tutti gli effetti siamo loro complici. Continuiamo il giro così, poi se qualcuno vuole intervenire durante basta che alzi un dito. No, io volevo chiedere appunto a Eleonora, lei Torina ha inventato e gestisce questo sito, la Repubblica degli Stati.it, che è un modo per mettersi insieme anche, non è, diciamo, un pochino va nel senso quello che ha detto il professor Sacco adesso, cioè sono dei... Certo, certamente internet è una risorsa incredibile che abbiamo da pochi anni a nostra disposizione. La Repubblica degli Saggisti, che è la testata giornalistica online che io dirigo, è un luogo che mancava sul web, che mancava in realtà anche proprio a livello fisico, ma che sul web è stato possibile creare con poca spesa e che ha coagulato intorno a sé tutti i giovani che si affacciano al mercato del lavoro e si ritrovano anche nella situazione di cercare delle informazioni, di cercare dei consigli, di coalizzarsi tra virgolette nell'affrontare una situazione non buona, una situazione difficile come quella appunto di trovare una buona occasione di stage e poi magari una buona occasione di lavoro. Però il discorso che è interessante sviluppare del professor Sacco è che la nostra generazione, ma io già sono un po' vecchia perché io ho 32 anni, quindi sono già comunque tra i 30 e i 40, non sono ancora dirigente, però si parla chiaramente di persone di 18, 19, 20 anni, quelle che adesso magari entrano dentro l'università. Però ecco, il discorso è che il mercato, così come è stato costruito negli ultimi 15 anni e come l'ha costruito la politica, quindi la politica ha una grande responsabilità in questo, è un mercato che tende a parcellizzare, tende a destrutturare, tende a non dare più dei luoghi certi di coalizione generazionale anche o coalizione professionale. Quindi il giornalista, faccio un esempio, che oggi fa il freelance per 1, 2, 3 testate, non si sente rappresentato come magari il giornalista di 20 anni fa quando era assunto dal sindacato ufficiale dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa o dall'Ordine dei giornalisti. Non si sente rappresentato in realtà, lui è una monade che sbatte a tutte le porte finché non ne trova un'aperta e che accetta qualsiasi tipo di lavoro, di scrivere qualsiasi tipo di articolo per qualsiasi tipo di retribuzione, e questo è un discorso che si può fare sul giornalismo, ma è un discorso che si può fare su tantissime professioni, anche è facile dire le professioni glamour, quindi chi vuole fare oggi un mestiere all'interno dell'arte, all'interno della cultura, all'interno del fashion è parte svantaggiato, parte zoppo, perché l'offerta in quei settori professionali è pessima. Però anche oggi, anche agli ingegneri, anche ai laureati in economia cominciano anche questo tipo di laureati cominciano ad affrontare davvero delle difficoltà nel momento in cui si affacciano al mercato, perché la situazione sta scendendo, sta sfuggendo di mano e quindi le condizioni si stanno abbassando per tutti. Qui io chiudo con una suggestione al professor Sacco e a tutti voi. Il discorso di allora, noi non ci possiamo, a mio avviso, paragonare alle rivoluzioni del mondo arabo. Cioè, secondo me, se una rivoluzione mai succederà oggi in Italia, magari capitanata dalle nuove generazioni, non sarà una rivoluzione con le armi e nemmeno io lo auspico. Però nella situazione italiana che noi viviamo, in realtà in generale, quando tu ti trovi di fronte ad una situazione difficile, però sei fragile, tu hai meno forza per metterti in prima persona e rischiare, perché per esempio anche solo a fare una manifestazione, io sono stata dei promotori a Tutto in Piazza il 9 aprile, il nostro tempo adesso, forse qualcuno ricorda una grande iniziativa
un'iniziativa partita da giovani che ha portato in piazza a Roma tante persone, però sparse per l'Italia, devo dire, la risposta è stata minore di quanto ci aspettassimo. Ma perché? Perché comunque anche per andare in una piazza con un cartello a urlare qualcosa, o anche non a urlare ma a chiedere qualcosa, tu ci devi mettere la tua faccia, cioè devi accettare che il tuo capo possa vedere alla televisione o sul giornale che tu eri in piazza quel giorno e che a te ti fa schifo guadagnare 800 euro al mese per lavorare 10 ore al giorno, 7 giorni su 7 che si incazzano se una domenica gli dici che non sei disponibile. E allora io dico che è molto difficile, anche perché se tu metti una persona nelle condizioni di essere non autosufficiente, di essere ai limiti della sussistenza, di dover pesare a 30 anni o a 40 sui propri genitori per l'affitto o se edificare a un dente, è molto difficile che quella persona trovi dentro di sé lo stimolo, il coraggio, la motivazione a prendere davvero il toro per le corna e ad agire. Questo è il problema dei nostri ventenni e trentenni. Il problema è che non hanno talmente un terreno sgretoloso sotto i loro piedi, si sentono talmente insicuri che non riescono a rivendicare i propri diritti, perché sostanzialmente hanno un altro problema, cioè come ci arrivo i 1.000 euro al mese alla fine del mese. E questo è, secondo me, il grande tappo che blocca la generazione dei trentenni. Adesso poi io cito un assente, il professor Alessandro Rosina, che è un demografo ed è un grande esperto di questioni generazionali, tra l'altro ha scritto un libro che si chiama Non è un paese per giovani. Lui dice che noi ci possiamo affidare ai millennials, cioè lui parla con grandissima fiducia dei giovani che sono diventati maggiorenni dopo il 2000, quindi anche i nuovi studenti del professor Sacco, perché dice che in loro ci sarà molto più coraggio, molta più voglia di rompere, e forse ci saranno famiglie, siccome hanno 10 o 15 anni più di quelle dove siamo cresciuti noi, ci saranno famiglie che saranno meno disposte, meno capaci di aiutarli. E allora lì non ci sarà quello che diceva prima Francesco, del ragazzo che dice no mamma non mi aiutare, perché quello è un po' difficile che esista, proprio anche psicologicamente è ben difficile tagliare l'albero, segare il ramo sul quale si è seduti. Però se ci sarà una situazione di maggiore bisogno e da parte dei giovani una condizione forse più libera mentalmente, forse si riuscirà veramente a innescare un meccanismo. Dico un'ultimissima cosa su Vedrò, ma non contro Vedrò, assolutamente è una bella manifestazione Vedrò, però perché c'è stato, chi era Battiato con Carli, chi era? Bennato, vabbè, voglio dire, perché c'era Bennato, perché ci sono i nomadi, perché comunque anche tante di queste di queste riunioni, di questi incontri, di queste iniziative sono comunque eterodirette da persone che hanno 50-60 anni. Forse è questo un po' il problema, forse anche questo è il bello di Comodamente, che è gestito da persone che hanno tra i 30 e i 40 anni, e quindi non lo so, io ci vedo un po' la chiave generazionale. Abbiamo più di 40, però non trattateci così male. No, però ci vuole un po' di ricambio, perché altrimenti veramente in Parlamento siamo pochissimi under 40, i professori ordinari under 40 sono tipo 11, 19, una cosa ridicola su quanti? 12.000, quanti siete? Quindi è veramente, cioè, c'è un problema proprio di rappresentanza, e quando poi siamo rappresentati, se siamo rappresentati dalla Minetti e dal figlio di Bossi, io dico che è come se non fossimo rappresentati. Il professor Sacco voleva risponderti. No, più che rispondere vorrei aggiungere una cosa. Allora, una precisazione, perché è importantissimo quello che hai appena detto. Quando io dico che noi abbiamo bisogno di meccanismi di coordinamento sociale, non penso certo a una rivoluzione armata, perché anzi, Dio ce ne guardi, abbiamo passato quello che abbiamo passato, tutti lo sappiamo. Il nostro non è un paese che ha bisogno fortunatamente di rivoluzioni armate, perché con tutti i problemi e i difetti che può avere resta comunque un paese, diciamo, la cui informazione, secondo Transparency International, è parzialmente, con Reporters Sans Frontières, è parzialmente libera, ma che come paese resta comunque una democrazia. Quindi questo chiarissimo. Però d'altra parte c'è anche un altro aspetto. Allora, anch'io sono molto sensibile alla questione generazionale, però dico anche questo. La questione generazionale in Italia gioca un doppio ruolo. Da un lato, ed è verissimo, c'è una generazione, o meglio, c'è un pezzo di una generazione
che ha adottato questa politica predatoria nei confronti dei posti di potere, del controllo, per cui fa di tutto per ostacolare il ricambio generazionale, che quando sarebbe ragionevole e sensato che questo avvenisse. Però non ci dimentichiamo che in quella stessa generazione ci sono quelle persone che a costo dei risparmi di una vita stanno mantenendo i figli, stanno mantenendo un paese che senza quei risparmi oggi sarebbe veramente in preda a uno scontro sociale di dimensioni epocali, perché quello che mantiene l'Italia in piedi, sia a livello di sostenibilità finanziaria internazionale, sia a livello di coesione sociale interna, è il fatto che fortunatamente il nostro è un paese che per tanto tempo ha risparmiato con i sacrifici di quella generazione, e ci sono nonni, ci sono genitori che stanno veramente facendo sacrifici enormi per poter consentire ai loro figli di avere un avvenire. Quindi il vero problema qui secondo me non è tanto, ma non è certo quello che volevi dire tu, è semplicemente per, come dire, aggiungere questo aspetto, non è tanto contrapporre delle generazioni, ma capire che la spaccatura da un certo punto di vista non è generazionale. La spaccatura da un certo punto di vista ha a che fare con la concezione della società civile di questo paese. C'è un pezzo di questo paese che ne ha una concezione predatoria, opportunistica, antisociale, e che pensa che tutto quello che non abbia a che fare con la loro sfera del privato immediato non abbia alcun valore. E poi c'è un pezzo d'Italia che continua a credere che è possibile un processo collettivo, che ci sono dei valori condivisi in cui riconoscersi, che è giusto obbedire a determinate norme sociali, perché un paese civile non può avere futuro se non fa questo. E io credo che la faglia si trovi appunto attraverso le generazioni, perché purtroppo vedo tanti giovanissimi, magari figli di papà, ma non necessariamente, messi in determinate condizioni, replicare, ahimè, i guasti dei loro genitori o dei loro nonni senza nessun tipo di dubbio, senza nessun tipo di incertezza. Basta andare a vedere cosa succede in certi posticini appunto delle vacanze italiane, o anche proprio, come dire, della vita quotidiana italiana in città come Milano, come Roma, per avere uno spaccato chiarissimo del fatto che questo non è un problema generazionale, e che anzi quel pezzo d'Italia continua a perpetuarsi. E si continua a perpetuare perché pensa sostanzialmente di poterlo fare, perché pensa comunque di aver assunto, come dire, di essere diventato il codice comportamentale di riferimento di questo paese. Allora, se c'è un pezzo di questo paese che pensa che questo non sia vero, deve farlo sentire. Allora è in quel senso che io parlavo di coordinamento collettivo, di azione collettiva, non tanto per immaginare delle azioni violente, ma per far capire che qui c'è un paese reale, diversissimo da come viene dipinto, che grazie a Dio peraltro all'estero è percepito, perché se così non fosse veramente noi saremmo diventati i paria dei paria, e che però deve farsi sentire di più, deve avere meno timidezze, deve avere più continuità nell'azione, perché è vero che ci sono questi momenti eclatanti, bellissimi, a qualcuno ho anche partecipato, ma sono, come dire, dei picchi, no? Nei quali si manifesta una progettualità immediata che poi non riesce ad avere continuità per un motivo o per l'altro. Noi dobbiamo avere la continuità per far capire che adesso o mettiamo in atto questa transizione culturale, cioè facciamo uscire fuori quel pezzo di Italia reale che continua a esistere ma che si vede poco e soprattutto influisce poco sulla discussione pubblica di questo paese, o davvero secondo me ci aspetta un momento molto difficile. Questa è una domanda, se il professore ha introdotto una domanda che io volevo fare a Francesco, in quanto Francesco Ricatelli, in quanto più giovane dei giovani. Ne parlavamo ieri sera con Khaled Fouad Allam, di questi giovani che fanno manifestazioni, spesso si aggregano, no? C'è stato il fenomeno del popolo viola, o fenomeni l'onda, fenomeni universitari vari, si aggregano, hanno un grande successo, un grande seguito per un po' di tempo, ma poi mancano i leader probabilmente e spariscono. Cioè, perché questi, i giovani, poi ho visto, preso molti appunti, quindi se vuoi dire cose tue, puoi dire, se scrivevi come un matto. Però, visto dal vostro punto di vista, come mai non riuscite a creare un moto stabile? Ah no, io prendevo appunti un po' su quello che dicevano loro. Allora mi ha colpito ad esempio del professor Sacco che diceva: ma come in Italia non si riescono a fare le manifestazioni, le rivoluzioni quando le fanno addirittura nei paesi arabi, no? E d'altro canto lei invece diceva in Italia non si riescono a fare perché fondamentalmente i giovani hanno paura di andare in piazza perché sono poveri, non sono protetti, e quindi da un lato sono poveri e quindi hanno ben altro pensiero di dover arrivare a fine mese, e dall'altro non sono protetti adeguatamente e quindi poi magari rischiano anche delle sgridate, se va bene, ecco, di perdere il posto, eccetera eccetera. Ecco, allora secondo me le due cose si tengono insieme, cioè in realtà i
giovani italiani non sono abbastanza poveri e disperati come quelli arabi, e però non sono tanto d'accordo con lei, perché non è che la loro giustificazione è invece più la famiglia, cioè non sono abbastanza poveri e disperati in quanto hanno dietro genitori e nonni che a fine mese li aiutano, comunque li tengono in casa, eccetera eccetera, e quindi alla fine, bene o male, perché bisogna fare una rivoluzione? Quindi io penso sia un po' questo il punto. La mia domanda, che era poi quella dell'intervento precedente, è aperta, però io non so se ci voglia una rivoluzione, semplicemente da osservatore noto che gli indicatori che io vedo anche in questi giorni di dibattiti al festival, in altri festival dove sono stato, con persone che conosco, leggendo le cronache dei giornali e i commenti, noto che si va in questa direzione. Cioè io non mi stupirei se a settembre-ottobre, alla riapertura delle scuole, gli studenti facessero un'altra onda come quella di qualche anno fa a Milano, che è durata alcuni mesi, e poi lui dice per mancanza di leader. Ad ogni modo si è affievolita. Allora io non so se siano i leader oggi, no, che tutto è fluido, che ci si organizza tramite social network, la cosa fondamentale. Probabilmente, forse per una mia deformazione professionale, la vedo anche diciamo da un punto di vista mediatico, cioè noto che queste manifestazioni che ci sono giovanili spesso interessano le televisioni, perché sono ancora oggi le televisioni che fanno il grosso dei media in Italia, interessano per alcuni giorni, settimane, no? Si vanno a scovare i piccoli protagonisti e poi vengono dimenticate, perché la TV, in particolare la TV commerciale, ha bisogno di novità, di continua novità. E quindi probabilmente, e questa forse è una domanda che indirettamente vorrei rivolgere al professor Sacco, forse paradossalmente chi volesse cambiare qualcosa in Italia, e qui si va a toccare veramente un punto fondamentale, dovrebbe probabilmente porre un grande problema della organizzazione del sistema televisivo in Italia. Facciamo parlare No, dico solo veramente telegrafico. Quando tu ti impegni e organizzi delle cose, organizzi dei dibattiti, organizzi magari delle manifestazioni di piazza, è vero, può venire una televisione, può fare magari un servizio, 1 minuto e mezzo, eccetera. Poi uno dice: perché queste cose si affievoliscono? Ecco perché, chiediamocelo. Noi guardiamo, cosa guardiamo? Rai 1, Rai 2, Rai 3, e poi ci sono dei dibattiti, no? I talk show, le cose dove ci sono le persone importanti che dicono le cose importanti, ma a questi talk show, a queste trasmissioni, guardate bene chi è che viene invitato. Vengono sempre invitati tutti maschi, tutti tra i 50 e i 70, più una femmina, possibilmente se ha già un ruolo apicale, cioè se è la Concita De Gregorio della situazione, che è direttore dell'unità, la invitano perché fa colore, la invitano perché fa colore, o adesso c'è Susanna Camusso, va benissimo, è donna, è pure alla guida del primo sindacato italiano. Però nella realtà dei fatti, quando tu sei un giovane, ti sbatti tantissimo per muovere le cose nella tua generazione, ma non solo nella tua generazione, in tutta la società, in realtà il sistema del mediatico, specialmente quello televisivo, non ti si fila per niente, perché non vogliono la persona di 30 anni, non le vogliono, e quando la invitano, una volta Ilaria Lani è stata una delle promotrici di questa cosa che vi dicevo, tutti in piazza il 9 aprile, il nostro tempo è adesso, è stata invitata a Ballarò e ha parlato, io mi sono indignata perché ha parlato 2 volte, una volta per 1 minuto e un'altra per 1 minuto e mezzo, su una trasmissione di 3 ore, e non è che gli altri dicessero delle cose molto più importanti di lei. Tra l'altro lei è anche una leader sindacale, io non sono nemmeno completamente d'accordo con tutto quello che dice, ma dico, inviti per una volta una persona di 32 anni, ma
solo così, per farle fare la bella statuina. E nella maggior parte dei casi a Ballarò, quando c'è un giovane che deve parlare, lo mettono in piccionaia con la Giulia Innocenzi a parlare da attaccato ad una balaustra, e c'è andato Salvo Barrano a parlare da lì. Ma Salvo Barrano è un archeologo che ha 37 anni, 37 anni, è una persona che è un professionista da 15 anni alla guida dell'Associazione Nazionale Archeologi, e lo mettono a parlare dalla balaustra. Però è questo anche il problema della sottorappresentanza dei giovani, anche una sottorappresentanza mediatica. È tutto, se vedete, tutto straordinariamente frammentato. Adesso ritornando ai giorni di Vedrò, c'erano, non so, 20 tavoli di lavoro, 20 workshop. Cioè, finché non riusciamo a costruire uno scenario comune, un linguaggio comune, noi non riusciremo mai. Che fosse che la rivoluzione la faccia i 20enni, 25enni, 30enni e i 40enni, non c'è uno scenario comune, non c'è, chiamiamo, un'estetica di paese comune. Cioè, io dicevo, se gli assessori alla cultura o i sindaci leggessero il libro di Pierluigi, Italia Reloaded, avremmo una classe dirigente che si occupa di cultura che parte dalla base comune, capisce quello che può fare, quello che deve fare, quello che non deve fare nell'ambito culturale. In realtà noi, non avendo un'estetica comune e avendo un'estetica anni 50-60, ricordiamo che quando Berlusconi parla fa coprire il capezzolo del quadro di Tiepolo, e quando parla Giorgio Napolitano dietro c'ha le bandiere, c'ha i broccati, il signor Zapatero c'ha l'ufficio con le sedi della CNOL, il primo ministro inglese chiama Tracy Emin a mettere a Downing Street una roba che si chiama More Passion, e per cui anche se un artista miticaria che ha 50 anni, però 10 anni fa esponeva letti con profilattici e va a Downing Street. Adesso noi siamo dentro in una chiesa con un sacco di bandiere, col sacrario delle bandiere. Allora l'estetica comune, lo scenario comune non è semplicemente quello mediatico, che può avere già un impatto certo importante, ma è un'estetica comune quotidiana. Infatti noi viviamo in un paese che è vecchio nella sua quotidianità, non semplicemente nei ragazzi degli stakeholder o nei ragazzi che hanno raggiunto ruoli di potere dirigenziale, per cui finiscono sui giornali o finiscono nelle televisioni. Noi non ragioniamo sulla quotidianità, cioè sul paesaggio quotidiano nel quale immergiamo i nostri ragazzi e quelli che cresceranno e quelli che vivranno. Quando io vado in convegno, sulla capitale, poniamo l'Europea della Cultura, il primo giorno, il signore più giovane di me aveva 40 anni, ma non è il problema che ci abbia 40 anni, perché magari è un signore molto intelligente, eccetera, è che porta un'estetica che si è fermata nel 68, che si è fermata nel 71, che non riesce più, legge benissimo la musica, ma non riesce mai più a riconoscere quel suono, o quel nuovo suono reinterpretato. Per cui è un problema generale, che è un problema proprio di come pensiamo questo paese tra 10 anni, tra 15 anni, che parola gli abbiniamo. Quando Tony Blair diceva, signori, 2 parole, Cool Britannia, dici bello, mi piace, non mi piace, New Age, Cool Britannia, c'hai uno scenario comune all'interno, verso il quale un gruppo di soggetti tendono e c'è una spinta. Quale parola definirà il paese? Quando Pierluigi parlava prima dell'industria creativa, è il cuore di questo paese, è stato uno dei promotori del tema che l'Italia alla fine è il cuore, in particolare questo territorio del nord-est, è il cuore di quell'industria creativa, la somma di enogastronomia, fashion, design, che si rafforza e si confronta con il mercato internazionale. Vai in Biennale di architettura, vedi l'Olanda, sputacchio, paese del mondo, provincia delle province, grande così, che ti dice io al 2019 voglio essere almeno uno dei 3 paesi di riferimento sull'industria creativa mondiale. Le nostre discussioni sono sempre legate a discussioni di paese, in uno degli 8.155 comuni, per cui sono sempre territori troppo ristretti, dove il talento viene qualificato come se fosse la vetrinetta degli zii o dei nonni, dove mettere le bomboniere, per cui vengono qualificati come salone delle fusee. Il talento, nella maggior parte dei casi, è quantitativo e mai qualitativo, perché il nostro livello di qualificazione del talento è quantitativo ed è profondamente italiano, non lo mettiamo mai sulla piattaforma internazionale. E secondo me il talento è una roba sportiva, è perché tu giochi a livello internazionale, se vuoi fare dei numeri, dei tempi, non vuoi giocare al circolo tennis del tuo paese. Quando Pierluigi citava il librone, si chiama Young Blood, che è stato presentato dalla Meloni, io ho invitato a quel convegno e disse esattamente questa roba qua del Salone delle Fusee. Tu dici, questi qua sono i nuovi talenti italiani. Questi talenti qua non vanno oltre, non so, Serravalle, cioè non ce la fanno neanche arrivare a Vittorio Veneto.
perché in Italia ci sono 1 milione di concorsi, 1 milione di premi, eccetera, ma che premio e qualificano cosa? Con che standard qualitativi? Questo paese ce la fa quando la sua base di discussione la pone su un livello internazionale, quando si pone, come si pone un prodotto del signor Dainese o del signor Maggi, se lo pone su una piattaforma internazionale, anche il paese si deve porre con la sua strategia di scenari unica che riguarda l'Italia, si deve porre però su un tema internazionale, altrimenti questo paese, scusate il francesismo, è fottuto. Che i decisori abbiano 35, 38, 22 anni, perché, ripeto, non è un problema secondo me anagrafico, è un problema se tu dici cose interessanti o meno. E quella è la discriminante. Io la smetterei con la retorica del giovane, che ci sono giovani cretini a 22 anni che saranno cretini anche a 65 e viceversa. È chiaro che l'estetica... Possiamo avere cretini 22 anni allora? Come? Possiamo avere, vogliamo vedere questi cretini 22 No, anni? Perché abbiamo di 72 anni e basta. Se ne vede. Beh, se ne vedono anche di... da sicuro che io vedrò all'università, non 22 anni, ma 28 anni, 30 anni, eccetera, eccetera. Un po' di ricambio. No, ma su questo, ma figurati, io sono d'accordo sul tema del ricambio, dico che non è semplicemente però un tema quantitativo di mettere uno che deve avere necessariamente deve avere la patente dell'under qualcosa per dire qualcosa. Uno, secondo me, se lo conquista quelle robe lì, cioè i suoi posti se li deve anche conquistare, purtroppo il mercato sarà sempre più faticoso, sempre più precario, guarderà sempre meno in faccia le cose, per cui il primo tema secondo me per uscirne è che ognuno faccia il suo nel suo, come se non ci avesse niente, come non ci avesse la genitori e nonni foundation dietro che li protegge. Tu intanto fai il tuo, dopo cercheremo di farlo assieme, di creare community, di fare gruppi di lobbying, per usare tutte parole che spingano il paese, però intanto che uno comincia a fare nel suo il suo. Secondo me questo è un primo principio, per riportare il tema dal collettivismo all'individualismo, però intanto che cominciamo a qualifichiamo quel suo nel suo e vediamo dove sta quel suo nel suo. No, questo è verissimo, che ognuno deve migliorarsi, però è anche vero che questo è il paese in cui se non si davano le quote alle donne non ci sarebbe stato il 50% dei posti di donne, cioè questo è un paese in cui se non si obbligano le situazioni a cambiare non cambiano, se non arriva la crisi non si fanno le ristrutturazioni dei giornali, se non arriva la crisi non si cambia la finanziaria che fino a una settimana prima andava bene. Allora questo è un paese così, quindi bisogna tenere presente i due piani secondo me, quindi da un lato lavorare molto, lavorare nel modo più creativo possibile, e dall'altro però anche cercare di avviare un discorso più condiviso. E vorrei dare un ultimo punto di speranza in questo senso, cioè fino a qualche anno fa il problema dei giovani e del lavoro giovanile, il problema delle pensioni per i giovani, tutte queste tematiche non se ne parlava neanche. Quando io ho iniziato l'università un po' le vedevo all'orizzonte queste cose, però dicevo ma come mai sui giornali non se ne parla, non escono i libri così? Poi è uscito un primo libro che era di Tito Boeri sul problema del lavoro, ormai 5-6 anni fa, è stato il primo. Dopodiché è iniziato pian piano un dibattito pubblico, prima leggerissimo, adesso è un tema ormai arrivato al Parlamento e quindi io spero che sempre pian piano, con i nostri tempi italiani, spero con un po' di sollecitazione da parte del mondo giovanile, si arriverà anche nel giro di qualche anno a delle prime soluzioni, che stanno anche iniziando ad arrivare da parte di questo governo, timidissime. Quindi io comunque vedo che c'è un piccolo progresso, quindi sarei ottimista, volevo dire questo. Io l'unica perplessità che ho è su questo pian piano, non sono sicuro che abbiamo tutto questo tempo. Perché in realtà si ha tutti morti, però ci sono vari modi di arrivare ad esserlo. Il problema è un po' questo, ci troviamo di fronte a una situazione esterna che ha un ritmo di cambiamento inconcepibile per noi e che purtroppo modifica drammaticamente le nostre opportunità. Nel momento in cui noi non manifestiamo una maggiore capacità reattiva sono veramente molto preoccupato. Allora, l'aspetto più positivo che io personalmente vedo in questa crisi finanziaria è che sta proprio palesemente rendendo chiaro al mondo intero che siamo governati da degli incapaci, perché non riescono a tenere in piedi un'ipotesi di manovra 2 giorni di fila. Allora, di fronte a questa cosa è evidente che abbiamo a che fare con dei dilettanti della politica, dell'economia. Quindi se da questo punto, quindi questa è una cosa secondo me molto positiva. Quello che mi preoccupa è quanto pagheremo il costo di questo. Perché se questo si trasforma in un costo del debito, che naturalmente a quel punto rende la nostra economia un'economia a tutti gli effetti, amministrata
allora in questo senso veramente i costi sociali potrebbero essere enormi. Però se questo riconoscimento porta, come a volte è capitato, perché ricordiamoci che nel passato si sono verificati molto spesso delle epoche di cambiamento sociale rapidissime, per cui un determinato ordine che sembrava statico, immutabile, nel giro di un anno e mezzo si è completamente sgretolato. Pensiamo appunto a cosa è successo alla fine degli anni '80 alle economie socialiste. Noi da questo punto di vista siamo un po' un'economia non tanto socialista perché abbiamo, come dire, una logica da piano quinquennale, ma perché siamo governati appunto da una gerontocrazia inefficiente e corrotta, esattamente come lo era quella lì. Il punto grosso è proprio questo, però. Come è possibile, come dire, gestire e governare questa transizione per ottenere quel cambiamento sociale di cui c'è bisogno? Da questo punto di vista, secondo me, in questo momento la qualità della partecipazione è assolutamente fondamentale. Ed è assolutamente fondamentale che le persone che hanno, come dire, una visione diversa di quello che l'Italia potrebbe essere, a prescindere dalla loro appartenenza partitica, come dire, si parlino di più, siano più coesi da questo punto di vista, perché in questo momento, secondo me, che questo aspetto deve uscire. Tu sollevavi un punto molto importante, che è quello della riforma del sistema televisivo. Va detto anche questo, la televisione è molto importante in Italia, ma anche in questo noi siamo un'anomalia, in molti altri paesi non è affatto così importante. Il vero problema è che in Italia, da un lato per l'invecchiamento e dall'altro per tutta una serie di motivi legati soprattutto al fatto che noi siamo un paese che ha poca confidenza con le lingue straniere, noi siamo attaccati alla nostra televisione perché è uno dei pochi media che capiamo. Cioè, la maggior parte della gente in realtà oggi si apre, come dire, a un ventaglio di media più ampio perché come minimo sa l'inglese e quindi riesce effettivamente ad arrivare a canali informativi che non siano necessariamente quelli espressi nella nostra piccola lingua che purtroppo a livello mondiale è marginale. Quindi da questo punto di vista è vero, in Italia la regolazione del sistema televisivo è importante perché il nostro è un paese che naturalmente dipende così tanto da questi media. Il vero problema però, come la vedo io, è che naturalmente la televisione che è stata espressa in questi anni è il simbolo stesso di quel sistema di cui stavamo parlando, non abbiamo bisogno di spiegare perché, e non è solo una questione della televisione privata, naturalmente anche di quella pubblica. Quindi da questo punto di vista, ecco, ancora una volta, io spero moltissimo che in realtà la riforma del sistema televisivo entri in quel pacchetto di liberalizzazioni reali che nel nostro paese non si è mai fatto, che forse sotto questo ricatto che arriva dalla pressione finanziaria internazionale finalmente alla fine riusciremo a fare e che in effetti inneschi questo tipo di motore del cambiamento. Però diciamo fa un po' amarezza ancora una volta, perché non è la prima volta nella storia di questo paese, constatare che il vero cambiamento alla fine ci debba essere dettato da qualcun altro quando ormai si è manifestata la palese inefficienza e incompetenza della nostra classe dirigente.